Durante l'incontro di ieri tra Trump e Netanyahu, un tema chiave è stato quello dell'Iran. Trump punta a un accordo con Teheran, ma il premier israeliano rimane diffidente. Questo dopo che Trump ha dato il via libera a raid statunitensi sugli impianti nucleari iraniani durante la guerra dei 12 giorni con Israele. Un segnale forte del tentativo di de-escalation e riapertura dei negoziati sul nucleare. Ma l'agenda prevedeva anche l'allargamento degli accordi di Abramo a partire dalla Siria. Mentre Israele è cauto con il nuovo regime siriano, l'amministrazione Trump lo ha pienamente sostenuto, rimuovendo sanzioni e designazione terroristica. Non dimentichiamo il Libano nel frattempo, perché il governo sembra avere maggiore controllo sulla parte meridionale, precedentemente dominata da Hezbollah, alleata dell'Iran. Questo apre a potenziali legami meno tesi tra Gerusalemme, Beirut e Damasco. Siamo di fronte a un grande gioco diplomatico che potrebbe ridisegnare le alleanze e le dinamiche di potere in tutto il Medio Oriente.